Benvenuti in un nuovo episodio di Espresso Podcast. Il bello della diretta. Comunque io credo che voi comincerete a parlare, a fare interviste. Io comincerò ad amoreggiare con questo coso. Perché c'è stato, una volta ho fatto questa cosa con degli amici a casa, che tenevo io le cuffie. Tipo, e parlavo, e la voce era bellissima. Facevo tutte queste cose così, tipo ASMR, bravissimo. No, ma che poi tra l'altro per me questo è il primo episodio perfetto. Ok. Perfetto. Perché Speriamo. abbiamo Aspettiamo. Ah? No, perché la vedo così. Vediamo che mi viene un infarto in scena. Ci scherzi, guarda, per me è come se avessimo iniziato insieme. Ragazzi, zuccherato Cioè, non per so piacere. se capito. Sì, è vero. E It's che poi true. Giovanni, tu non lo sai sto fatto. Da piccoli io facevo le riprese e facevamo finta di creare, cioè io e lui ci creavamo storie tipo serie TV, film. Lui Definisci faceva piccoli. l'attore. Piccoli che significa? Quanti anni su 8 questo? anni. No, 17, molto di 18 anni meno, più o meno. molto di meno. Io sta cosa me la ricordo poco, perché secondo me, cioè mi ricordo Ah, tu avevi queste 4 cose, anni, tu però avevi ero 4 anni. minuscolo, capito? Sì, tu avevi 4 anni e 8. Lui faceva l'attore dei nostri filmini. Franci, tu quanti anni hai? 24. 24. Ma aspetta, è cominciato. Sì. Ah, quindi tu sei del 97. No, 98. Ho fatto 98. 24 Cioè io sono anni addirittura e più 17. grande di te. Sì, Hai fatto Incredibile. 24 anni qualche giorno fa, tra l'altro. Oh, auguri allora. sì, grazie. E poi, non so, prendete due baffette. È Mi già dispiace, zuccherato? Credo, no, è amaro, amarissimo, a posto. come la vita. A me piace. Chi vuole amaro. lo zucchero, posso? Vai. Grazie. Anzi, Vedo, fai già- tu gli onori, vai. No, ma perché mi piace un sacco questa zuccheriera, veramente la trovo particolarmente estetica. Vedi? No, ma è già entrato nel meccanismo, di fa lui gli onori di ci casa. sta. No, io amaro, ti Vi ringrazio. faccio io l'intervista, ragazzi. Sì. Allora Mario, parlaci un po' della tua... No, a proposito, non è allora questo dobbiamo chiarire. Non è un'intervista, infatti, Francesco, Ok. io penso che tu hai parlato dell'Amica Geniale 3500 volte questa settimana, quindi ha rotto le palle. Era l'unica cosa che ho fatto. Di conseguenza, Di conseguenza, come cazzo sei capitato a fare l'amica geniale? Esatto. Allora, dirò una cosa che non ho detto a nessuno. Non ci posso mai credere. Infatti non è vero, per caso, non è successo per caso. E niente, stavo con il mio migliore amico Ferdinando, la versione insomma mia di lui. E, Ok. Sì. Ciao Ferdinando. Ciao fratello. E insomma avevano proposto a Ferdinando di fare un provino per fare la comparsa all'interno di una serie non meglio specificata. E lui mi ha detto: ma tu che fai l'attore, perché non vieni con me, magari ci sbanchi qualcosa? E alla fine sono andato lì e a un certo punto una ragazza, tipo mi sono avvicinato a questa ragazza, chiaramente a me sembrava di essere un alieno in quel mondo. C'era questa ragazza bionda con gli occhi azzurri, che ora conosco, insomma è un'attrice con cui sono amico, che mi disse: no, ma perché lo sai, io ho un agente a Milano, poi un agente a Roma, perché Milano mi fa la parte di moda, Roma mi fa la parte attoriale. E dicevo: mica Bello. cazzi. Cioè, wow, Certo, mi figo. veste mamma. Io mi sì, Beh. se tutto va bene, ogni tanto porto i pantaloni in linea di massima. E quindi però c'era lei che si pavoneggiava del fatto che era già una professionista. E nel momento in cui ci mettono subito dopo a schiera tutti uno dopo l'altro per farci delle foto, e poi i volti più interessanti sarebbero stati chiaramente scelti Selezionati. per fare una piccola intervista, lei stava prima di me, superano lei e prendono me. Wow. E quello è stato il momento in cui ho avuto questa enorme rivincita con tutti quei professionisti della vita che poi Del a cazzo, volte sì, possiamo dire. semplicemente chiaramente hanno una paura fottuta di non lavorare, e quindi come me in questo momento. E... Vabbè, era destino, cioè sei capitato proprio nel momento. No, è che quello è Pensa un un po', passaggio. schifato fin dal primo Sì, giorno, quindi. sì. Avevi la tua nemesi dal giorno zero. E vi dirò che ultimamente, tipo un annetto fa in realtà, mi è capitato di fare un provino con la stessa ragazza, nella stessa identica dinamica. Che stavolta ha fatto come i gatti, ti ha Andato, soffiato Fatta, ti ha l'ho soffiato preso, da lontano. E infatti non mi hanno preso più. Vabbè, dai, direi che una volta per uno non fa Sì, male. Quindi tu la sei tristezza finito veramente che per dicevo. caso a farlo. Sì, completamente a caso. Perché poi è da lì che sei capitato, insomma. Però aspetta, in TV. perché tu fai pure teatro. Io facevo teatro, ma da un punto di vista amatoriale. Io quando i miei amici dicevano voglio fare l'attore, io dicevo no, non posso fare l'attore, non posso dire che voglio fare l'attore, perché da idealisti e da idealizzatori, e quindi non me lo potevo permettere. Quindi era a tutti gli effetti un hobby in realtà. Sì, era una cosa che mi faceva Vedi, stare i molto casi della bene, mi ha vita. sempre fatto stare molto bene. Il teatro, poi il cinema è completamente un'altra cosa. Però non credevo di poter fare. Beh, ma mo che non stai mestiere. facendo un'intervista, che non c'hai le telecamere puntate, siamo tra noi a chiacchierare, In amicizia. sì, in amicizia. Meglio il teatro, meglio il cinema.
Sono due cose diverse perché, cioè, da un punto di vista, no. Allora che paraculo. Allora, no, serio. frate, ma io sono Serio, lo so che tu lo fai per allenatissimo, tu stai mestiere. scherzando, Tu mangi, cioè, io facendo faccio il fai il paraculo per faccio lo mestiere. sciatore. No, serio. Però ogni Allora, tanto azzeppo il facciamo colpo. così, correggimi. Sono due cose diverse, l'emozione del pubblico dal vivo, ma quella mia domanda è: cosa ti emoziona di più? Quindi Indiscutibilmente il contesto che si crea a teatro di famiglia, che è un po' lo stesso che si può creare qui e Certo. che differenzia questa cosa da un'intervista, è esattamente quello che mi interessa del teatro. Cioè è un luogo di ricerca e di sperimentazione in cui ognuno, non ci sono gerarchie quasi, c'è lo stesso regista alla fine, almeno per il tipo di lavori che ho fatto io, amatoriali, si erge è proprio un lavoro di ricerca Ci sta. comunitario. Il cinema è figo perché è un imparare costantemente. Tu un giorno ti devi ingegnare su come andare a cavallo, un giorno ti devi ingegnare su come pigliare le botte, un altro giorno stai sotto la pioggia, c'è sempre una roba nuova, sembra di stare nel paese dei balocchi. Però io che sono un pesantone, che devo fare le ricerche interiori, devo pensare alle cose dell'essere umano e devo stare insieme alle persone. Ci sta. Vorrei far diventare il teatro anche vorrei che il teatro diventasse professionale così come è diventato anche però a teatro, in effetti, se tu sgarri, io sono molto terreno perché io sono un profano di tutto questo. Se tu sgarri a teatro, hai fatto una grezza davanti a 100 persone, invece al cinema taglia e la ripeti, no? 100 persone se fai uno spettacolino. Uno spettacolino, vabbè, hai ragione, se lo facessi io sarebbe davanti a 100, anzi sarebbe davanti a 10 persone, se lo fa lui sono Però io 2000. sarei tra quelle 10. Sarei tra quelle 10. No, io ringrazio, il punto lo so, è che vi dico, lo so. cioè se voi fate una figura di merda in ascensore della metropolitana e ci sta una sola altra persona, non vi sentite morire comunque. Quindi non Io è tendenzialmente quello mi il devono punto. mantenere se no voglio buttarmi sotto il treno. Immaginati davanti a Esatto. pure Cioè, 100 persone. Ma poi comunque il set, Vorresti che sprofondasse nel set il non ci palcoscenico. sono io e la telecamera, nel set ci sono io e altri 70 professionisti che per di più non hanno pagato un biglietto, però stanno faticando dalla mattina alla sera per quel momento, quindi quando tu lo cazzi tu lo vedi negli occhi di quello là col boom e dici, che vorrebbe tirarti la luce in fronte. esatto, e quindi non vuoi farlo non comunque. puoi biasimarlo, esatto. in effetti. Mamma Ci sta. mia, ragazzi, vabbè, perciò si sentono sui set storie Sì. tipo Christian Bale, sai, Capito. quella famosissima sclerata sua con quello delle luci, non so se sai sta cosa. No, Ci sta. diciamo che Attore questa è una cosa che si possono permettere attori come Christian Bale. Se io lo facessi così, arriva il macchinista e Vabbè, non ti fa buttare giù. "Au", e si mette la felpa, cioè si mette il cappuccio senza utilizzare le mani principalmente. sta, Poi vero. quando cominci a diventare un attore di un certo calibro, chiaramente puoi fare la rockstar e puoi dire quello che vuoi a chiunque. Ah, beh, però brutto Che a così, proposito dai. di rockstar- Non mi piacciono le star che restano umane. Sono No, la però verità. aspetta, No, però Cucci. questa molto politically correct, devo dire la verità. No, ma semplicemente perché poi effettivamente questa roba effettivamente ti dà fastidio. Cioè, Chiaro. quando tu stai là che devi vivere veramente un contesto immaginario, cioè tutte queste cose che devi spremerti la puzzetta della rabbia o la puzzetta della gioia, pianto, eccetera, eccetera, del pianto, e ti viene uno, quando fai così con la mano devi spostare il microfono perché sennò non si sente, e tu capito, stavi tutto quanto concentrato con le cose stavano perfette, e ti arriva quello là con la luce che magari ti tira una gomitata, una cosa, e effettivamente ti fa innervosire. Chiaro. Però se tu consideri il fatto che loro si stanno facendo un sedere così tale e quale a te, se non di più, quantomeno da un punto di vista fisico, ti stai zitto. Vero. Anche se tieni 150 anni di esperienza, diciamo. Non voglio essere cattivo con gli lavorativa. attori, non voglio essere cattivo Però con gli tu da attori dentro ai perché lavori- abbiamo- tu da però dentro- da dietro vi posso dire che ci rompiamo il culo perché sveglia alle 5 del mattino, poi vai, monta, fai. 5 del mattino. Non ti crede nessuno, però capito comunque. Lui ha detto che si sveglia, non che viene a Hai ragione, non tu che sveglio viene dalle sul 5 del set alle 5 del mattino. mattino. Magari è sveglio, fai auto, sai il caffè. Ma poi voi dove TV. avete girato? Napoli, no? Abbiamo girato questa stagione, abbiamo girato a Firenze. Ah, Firenze. Ok. Quasi tutto Firenze, un po' Napoli, un po' Capodichino. Allora, aspettate, c'è da fare una premessa perché ho capito in che direzione stiamo andando. Oh, Io la serie non l'ho vista. Aia. No, è venuto preparato Giovanni No, stasera. Scusate, ma io Vabbè, ci siamo giocati. Finito. Beh, arrivederci a Grazie. tutti, è stato un piacere. No, dicevo, io la serie non l'ho vista perché in generale io non sono molto fan della TV. Non Però- ti vedi sceneggiati. No, esatto, non guardo le fiction, gli sceneggiati. Mi annoiano tendenzialmente. Però io quando ho detto che, ma tu lo sai, adesso vado a fare l'ospitata con Francesco Serpico. Ah, bene, peccato però per la parte fa. Posso dire perché ti odio a tutta Italia? Ah, a proposito, è vero. Allora, io mi sono letto sta terza stagione che schifano, Io, allora, ti ti dico la schifano verità, tutti quanti. Io, vabbè, per tutti, io non conoscevo Francesco fino a 6 secondi fa. Per cui chiaramente ho dovuto sapere quantomeno che faccia avessi, chi fossi. La prima frase che Google mi ha suggerito è stata:
il nome del tuo personaggio, Nino, è uno dei personaggi più odiati dalla letteratura italiana. Ho detto, cazzo, addirittura... Sì. Così un pezzo di merda. Ma secondo me no, cioè secondo me alla fine è una persona molto libertina e ci sono dei contesti in cui questo essere libertini non funziona e uno dei contesti nei quali questo essere libertino non funziona è quando a narrare la storia è la tipa che hai amato e poi appeso. Aia. Quindi diciamo che ci può stare. Hai Poi- fatto ghosting praticamente. Sì, ho fatto un po' Quindi Nino fa ghosting. ghosting. Sì, ho fatto un po' ghosting, però senza cattiveria, cioè è un volersi prendere, perché poi alla fine Un la vita appoggino è stato. è fatta di incontri. Oh, no. Sì, è stato un colpo di fioretto. È chiaro. Certo. No, diciamo che è un profumiero, sicuramente lui è proprio il classico profumiero. Ho capito. E questa Vabbè. cosa non piace perché piace tantissimo, in realtà. Perché quello, ricordami, in che anni è ambientato, È ambientato, tutta no, la storia? tipo è ambientato a Napoli e in Italia in generale dal primo, cioè dal secondo dopoguerra, dagli anni 50 fino a oggi fondamentalmente. Capito? Cioè, saresti stato sul cazzo del 2022, figurati negli anni 50. Esatto, sì. Che poi tu l'evoluzione del personaggio te la sei preparata dalla prima o man mano, stagione No, ma per lui è stagione così. ti hanno spiegato, No. guarda così colì. No, cioè dalla prima stagione, cioè ogni 2 mesi prima di cominciare le riprese c'è sempre un periodo di preparazione intenso con tutti gli altri attori, da solo, eccetera, eccetera. Acting coach, se cose così. Sì. Ok. E poi a un certo punto vai là. Ma ti è toccato chiaramente leggere i libri? cresci anche con il personaggio. Sì, li ho letti, ma poco. Cioè, nel senso, ho letto Quello la che ti parte- interessava. Sì, ho letto la parte mia e a volte neanche, perché alla fine la storia stava scritta sul copione. Chiaro. Fondamentalmente. Beh, Quindi, No, Ferrante, ottimi libri, però... Approvati. però non mi hai convinto. No, non è Per vero. te finisce non è qui. vero. No, Quanti ne in hai fatti? realtà, nella sua storia. No, No, che l'amica della geniale, geniale, sono sono quattro, Sono Ok, quadrilogie. No, in realtà li ho la parte che riguardava me e anche in realtà ho letto metà di tutti i libri. Quindi tu sai pure come finisce la storia? Sì. No, vabbè, no, basta, non mi avventuro oltre. Non spoiler, però è bellissimo. Il punto è che nel momento in cui tu leggi prima il copione, perché io comunque non avevo letto il libro in precedenza, l'ho letti dopo, e sai tutta la trama com'è, sono dei libri che hanno proprio dei cambiamenti di storia, delle virate, che sono la cosa che ne fa la loro fortuna fondamentalmente. Quindi quando tu Wow. già sai cosa succede, ti viene anche meno sfizio. Poi la verità è che sono stato anche io un po' presuntuoso, perché ho letto quasi tutto il primo libro e aveva un lessico molto, diciamo, legato molto all'età delle ragazze, delle Che protagoniste, la storia che inizia, erano loro sono bambine. quindi era molto semplice, feci questo, poi dissi questo, allora Lila fece questo, allora Elena, ed è un po' noioso. Già il secondo, quando lo cominciai a leggere, mi resi conto che la scrittura cominciava a vivere di un'età diversa ed era Chiaro. più figo. Però a quel punto comunque non l'ho letto. Vabbè. Bellissimo, sì, meraviglioso, però sì, poi sì, non sì, cazzo, scusate, ho capito. dicevo ero innamorato. Hai presente quando ci sono i momenti in cui dici tutte le persone di un certo spicco, rilievo, eccetera, hanno quel momento in cui che magari sai arrivano agli Oscar e fanno grazie per la statuina, i miei genitori sono fieri di me da quando mi hanno pubblicato su questa rivista perché da lì hanno capito che ero diventato famoso. Francesco, io ho avuto la stessa realizzazione, ho preso il cellulare, stavo su Facebook, ho pensato porca puttana mio cugino su Vanity Fair, ma che cazzo, e lì ho pensato ok, così ci si Dato che sente. Mario è un assiduo lettore di Vanity Fair, lui proprio tutti i Ma numeri volete dare una legge. chicca? È incredibile, cioè tu ce l'hai fatta, cioè tu per zia e nonna ce l'hai fatta, sei arrivato perché Ma stai non su solo Vanity per Fair. loro, dai, Ma un po' secondo per me zia e tutti. nonna sono proprio quelle che se ne fregano Di di meno, tutta sì, è questa vero, roba. vero, Ce l'ho vero. fatta, ce l'ho fatta, non lo so, però mi fa ridere Sono pure piccole a e me. belle soddisfazioni. Mi fa ridere pure a me il fatto che comunque siamo partiti che eravamo piccoli a fare queste cose senza pretese e poi bello e buono alla fine sono praticamente le stesse cose, ma noi siamo cresciuti Catapultati. e adesso dobbiamo far sembrare che siano cose professionali. ma 20 alla anni fine fa, 20 anni fa facevamo le stesse cose. e mi ha fatto ridere ultimamente perché mi è arrivata una foto di scena del set Della terza? della terza stagione che c'ho qui e mo vi faccio vedere se si può. Sì. Sì, come no? Non solo, me la mandi così Così la vedremo tutti quanti la insieme. mettiamo live sul... Te la mando. Mi dispiace per chi sente l'audio podcast, però se Però volete stiamo andate per su vedere, YouTube a vedere l'episodio. esatto. Ho fatto il lancino. che è L'upselling. questa foto. Ok. Che a te in questo momento non ti dice niente, però se Ok. tu pensi un attimo alle immagini di Cookie War, che per chi non lo sapesse è un video che ho fatto con lui e suo fratello
quando avevamo tipo 14 anni. Sì, Porca 16 anni. miseria. Sepolto, Io penso. faccio la stessa identica scena di me che apro la porta perché c'è qualcuno che sta mangiando i biscotti nel salone e quindi succede questa sorta di Mission Impossible a rubarsi i biscotti. Era un video Ed è la scemo. stessa identica L'ho scena. vista la Quando scintilla l'ho di vista, vergogna nei tuoi occhi, avrei lo voluto vedo. avere le immagini di Cookie War E metterli uno di fianco all'altro. Uno di fianco Porca all'altro, miseria, è vedi. vero. Il prima e dopo. Creiamo un po' di contesto. Prima facevo assieme a mio fratello Carlo, facevamo questi video scemi su YouTube e invitavamo Francesco a fare una parte all'interno di uno di questi video. E come hai detto tu, veramente è proprio identica la scena. Ma prima stiamo parlando di qualche annetto fa davvero. Stiamo parlando di 10 anni fa. No, di più, che sto dicendo. Non lo so, non mi ricordo più. 12 anni fa, tempo 12 anni fa. completamente instabile. Cioè, per me è una massa informe di cose. Tutto quello che è successo prima dell'amica Gen. La mia vita è iniziata con l'amica magari, Gen. ma prima, quando è finito il liceo, io ho cominciato a perdere le coordinate spazio-temporali Tu completamente. hai fatto? Classico. Sì, Ma un po' tutti, secondo me ce l'abbiamo un po' questo disagio, Sì. capito? Post scolastico. Però ci sono delle persone che invece mantengono molto. Ah, cioè, sì, tipo guarda, il mio amico personalmente io Gianni- sono molto ordinato, cioè nel senso tendo a schematizzare molto tutto quello che mi succede, però in effetti ti capisco perché io credo che sia un po' come correre su un binario quando vai a scuola, perché di base sai che entri a quell'ora, esci a quell'ora, sì, i compiti, vabbè, quando si fanno, personalmente io li facevo. Ok. Tu li facevi, Mario? Comunque il caffè non è male stasera. Fatto sta che comunque è dopo che finisce, quindi che arrivi a capolinea, finisci, ti diplomi e inizia la vita vera e lì in effetti perdi un po' la E rotella. poi tu hai iniziato teatro dalla scuola. Sì, c'avevo Vedi che 13 sta scuola anni. fa anche cose buone allora. Sì, hai voglia. No, ma io devo dire la verità, al San Nazaro, nonostante sia una scuola alto pomerese, mi sono trovato molto bene. Alto pomerese. Perché tutte le mie passioni sono nate comunque in quel contesto. Mi rendo conto ancora oggi che la maggior parte delle cose che mi arricchiscono proprio profondamente, le cose che non mi possono togliere, sono quello che ho imparato lì e comunque nelle scuole precedenti. Ora il San Nazaro è stata un bel banco di prova anche politico, relazionale. Cioè, ho cominciato a fare teatro Goccio d'acqua, ragazzi. perché mi dovevo, sì, grazie, perché mi dovevo posteggiare le femmine fondamentalmente. giusto, ci Cioè, sta, per ci quale sta. Allora vedi motivo fai che teatro? proprio è venuto tutti facile, iniziano fa parte di qualcosa Nino. per questo motivo. Tutti i cioè, maschietti iniziano una cosa. Diciamo che la parte del chiavico ti è sempre venuta Poi uno lo abbastanza dice le naturale. cose, le relazioni eccetera, ma nella realtà dei fatti era incontrare persone, e per persone intendi sì amici, ma soprattutto Amiche. per quanto mi Sì, riguarda sì, amiche. sì. E mo sono rimaste veramente amiche poi alla fine dei conti, quindi evidentemente in realtà quello cercavo, perché tutte le persone del gruppo di teatro con cui con cui facevo teatro nel primo anno di liceo sono tuttora tra le mie migliori amiche, quindi alla fine quella roba è rimasta. Che figo. E mo che stai pensando? Next step. Di lavoro. Allora, io sto cercando di girare un cortometraggio con alcuni amici, tra cui mio cugino Mario Miccione, che per chi non lo sapesse è un grandissimo professionista. Sì, ma sento solo E- cose brutte sul suo conto, però ma perché ogni tanto si fa queste cose strane. Sono io. E questo diciamo è il sogno dal lato dell'autoproduzione, dell'autofinanziamento. E poi io stavo per avere un lavoro ultimamente, Ok. carino, importante, cioè non importante nel senso bello, una roba per Netflix. Stava per entrare una cosa simpatica. Una E roba me per l'hanno Netflix, levata wow. da sotto al sedere all'ultimo secondo. Si può Quindi dire io perché? non dirò mai più quali sono i miei progetti futuri, perché evidentemente la Ciorta mi ha voluto fare un insegnamento. ragazzi, no. Mi ha voluto Beh, fare ma un discorso. Questa cosa non importante. esiste, questa cosa non esiste. Dici? E io e te ne parliamo una continuazione del fatto che la sfortuna non esiste. E io infatti per cerco me sempre, esiste. dico Io, sempre, io sono sfido quello che non la passa il sfortuna. sale, che lo poggia sul tavolo No, perché no, si no. porta male. Stavamo, Madonna santa, Stavamo in pizzeria. Stavamo in pizzeria qualche giorno fa. Arriva il cameriere, non sto scherzando, Col questa cosa è sale. successa veramente. Arriva il cameriere col sale, Giovanni va lì per prenderlo, poi ci pensa e fa: me lo poggi sul tavolo? Gio, che tieni? No, non si passa il Allora, sale. non è che il sale non si passa, è che a Napoli si dice non è vero ma ci credo. Chi cazzo sono io per dire che non è vero? No, Che ragazzi, ne sai? Magari esiste qualche legge universale cosmica che noi non Però conosciamo. non vuoi mettere l'energia del farò questa cosa per Netflix in giro, perché poi non
No, diciamo che ormai è successo. Ormai è zompato. Non si può fare niente. Da questo punto di vista, non lo so, secondo me è anche un feticismo della ritualità questa roba. Cioè, a noi piace, capito, queste cose che non possiamo fare altrimenti di così, perché qualcuno dall'alto o nei secoli dei secoli amen ci ha detto di fare così. Per quanto riguarda tipo sta che roba, passa il gatto nero e ti tocchi, esatto, cioè è una cosa che lo devi fare perché ti devi sentire parte del mondo anche tu. Chi è che diceva? Com'era? Essere scaramantici, com'era? Regia, aiutami, com'era la citazione? Producer? Essere scaramantici, com'era? Tipo non serve, però non esserlo porta sfortuna, una cosa del genere. Non so chi la disse questa cosa, qualcuno è abbastanza famoso. Non me ne vogliano tutti i puristi delle citazioni di Totò, De Filippo, chiunque sia. È da ignoranti. Ecco, dalla regia mi dicono la citazione che è essere scaramantici è da ignoranti, ma non esserlo porta sfortuna. Noi siamo un po' così. Io sono un po' così. No, pure io, ma infatti non lo dico mo perché ho fatto il callo, cioè ho capito che, ma più che altro ti fai delle aspettative, capito? Lo dici, allora la gente si fa delle aspettative e tu ti fai delle aspettative e poi arriva qualcuno e ti soffia il posto e ci rimani male. Ci resti male, sì. Quindi non si tratta di sfortuna, si tratta di quieto vivere, secondo me, più che altro. Cioè. Senti, tu prima hai nominato, io c'ho un po', quando parlo con qualcuno che ha fatto teatro, insomma è stato davanti alle telecamere in maniera un po' più seria rispetto a come fare io, per esempio, mi viene sempre la curiosità di dire l'esperienza sul set più simpatica, sai, tipo pioggia battente, oppure ma più simpatica nel senso di più tremenda o proprio più simpatica? Vi devo fare aneddoti. Sì, quella che ti porti nel cuore, quella che non ti scorderai mai dell'Amica Geniale. Allora ce n'è un botto fondamentalmente, perché sono passati 5 anni e sono tantissime. Mi ricordo il primo giorno di set che io ero terrorizzato e che pulivo i mozziconi da terra perché mi sembrava di dover contribuire al lavoro di No, ci sta, però ce l'hai questa cosa. Vero. No, quando ti trovi una cosa grande vuoi aiutare tutti quanti, sì, però poi ti dicono, arrivi a fare peggio di quello. Esatto, chiaramente. Esatto. E poi una volta mi ricordo che venni chiamato sul set, mi levataccio alle 6 di mattina, arrivai sul set, mi preparai, ero pronto, mi guardano tipo delle persone e fanno: ma te che ci fai qua? No! E io, mi hanno chiamato così: vabbè, allora fa una cosa, passa in mezzo alle comparse, però cerca di non farti vedere. Ma come? Ok. Poi c'è tutto, sapere quale fa: vabbè, fra, non servi, te puoi andare. E quindi vabbè, comunque era una giornata di lavoro, quindi chiaro, a fare una tutto passeggiata. Sì, voglio. No, E poi vabbè, scene sotto la pioggia sono ragazzi, state. ho un dubbio, da sempre me lo porto. Quando si fanno le scene sotto la pioggia, domanda stupida, vi prego, non ridetemi in faccia, anche voi non ridete. Piove davvero, cioè, Ragazzi, o meglio, Udio forse può essere, ma solitamente no. dai, io penso sempre. Poi se il budget è alto, no. No, ma non piove, cioè allora io non so come funziona altrimenti dell'Amica Geniale, perché può essere, cioè io se facessi il regista aspetterei una giornata di pioggia, chiaramente, però nella realtà dei fatti quello che ho visto io è che ci sono degli enormi camion con una sorta di annaffiatoi giganteschi che fanno No, lo sapevo. Lo sapevo, E cioè io lo sono- sapevo, io lo sono speravo, andato- dico la verità, non è che lo sapevo, lo speravo che fosse una cosa del E genere. io sono andato in un'agenzia La magia del cinema. che li costruisce, li ho visti da vicino, sono cose esagerate, cioè ci sta dietro un'ingegneria non indifferente. Cioè Cazzo. fanno questi, sai, tipo quando si muovono, quando c'è il vento forte e si muovono le piante, gli alberi, eccetera. Ragazzi, quello veramente ci sono dei fan, non mi ricordo in italiano come si chiamano. Dei fan? Ragazzi ventilatori ventilatori giganteschi che veramente, e sono cose che si creano fisicamente. mi avete fatto venire in mente un aneddoto importante, cioè importante, divertente più o meno, per me non è stato per niente. Nella scena sotto la pioggia che ho fatto delle mazzate, che c'è una scena di mazzate in cui mi abboffano di botte. Le prendi, diciamo che fai un po' il profumiere e quindi poi le prendi. Esatto. Il primo chuck, chiaramente tu poi quando resti a terra non ti puoi muovere perché intanto la scena va avanti e poi magari lui arriva su di te, eccetera eccetera. Sono caduto a terra, pioveva, c'avevo la faccia su un gradino perché poi giravamo per strada normale, c'avevo la faccia su un gradino e esattamente a 1 centimetro da me c'era una cacata di cane. No! E quindi io sono dovuto stare una cosa come tipo 2 minuti con la faccia davanti alla cacca di cane. Lì che fai? A quel punto ne senti pure l'odore e lì inizi
inizi poi... L'importante è che ne senti solo l'odore, ma il sapore lì poi diventa Lì diventa sì, lì, complicato. lì anche l'attore diventa un mestiere pagato poco a lì quel c'è punto. un aumento. Sì. Lì ti danno l'aumento, proprio sta scritto nel contratto. Ci sta. Vicinanza di cagata di Lì ti cane succede denunciano. questo. Porca miseria. Brutto. Vabbè, però cioè, queste Pensa se mi rialzavo senza accorgermi. Avevi Tira di cacca sulla pagina. spallato qua. Però queste Vabbè, sono, giriamo. Lì là. queste sono le cose che ti rimangono poi alla fine della È bello che quello che ti porti nel cuore è questo. Porca miseria. E quindi queste sono state le tue... Sì, poi ci sono state altre, le scene a mare sono state molto belle, l'incontro con Alice Rohrwacher, che è una regista straordinaria, insomma mi ha arricchito tantissimo. Anche in questa stagione, questa stagione è stata divertente perché c'è stata una scena in cui dovevo fare le magie e quindi ho chiesto al mio migliore amico Aspetta, in che senso? che dovevo fare le magie davanti alle bambine, che c'era una scena con le Ah, bambine, ok. È il prequel ecco. di Harry Potter. Il dinosaratore a un certo punto Poi diventa... vedevo così, che poi c'è una foto pure Oh, di questo. che Wow! Materiale multimediale con la pala. Se Damn! stasera non vi andate a vedere la cosa su YouTube, Non vi state siete perdendo proprio il meglio. I peggiori in Italia. Vi farò vedere. Questa è un'immagine di te vestito da Harry Potter oppure... Henry Sarratore. Harry Sarratore. Ho capito. Se la trovo. Nel frattempo, per chi sta ascoltando solamente, sta cercando sul Sta telefono. scrollando. Allora, sto cercando sul telefono tra le mie cartelle quella là legata alla stagione di numero 2. Allora l'ho vista. Questa, l'hai vista? Sì, io ho visto prima e seconda, mi manca solo la terza. Te la vedi, Guggi? Cioè, Lo so, lo so. Che cazzo? Io sono così, sono il classico utente Netflix, aspetto che esce tutta la serie Per e poi poi me vedertela la vedo. sparartela tutta una Guggi, volta. piccolo spoiler, è uscita tutta. Tutto a posto. Vabbè, ma non hai più scuse. No. Mo te lo devi vedere Outed. tutto. Sì, vero. Continuate a parlare. Outed è l'inglese di sputtanato in italiano, giusto? Eccola qua. Sì. Trovata. Sto male. È È lui. Cacchio. È veramente Harry Sarratore. Comunque penso che su internet, o almeno in questi ultimi 4 anni, sai di avercela fatta quando iniziano a farti dei meme contro. Ci sono i meme contro Nino Sarratore. Sì, ne ho visti. Sì, in realtà Tipo? ne sono ancora troppo pochi. Cioè, i veri meme divertenti li ho fatti io per ora. Sicuramente mi hanno. li Sì, spalmi in ogni tanto giro. sì, ho creato non anche male dei così. meme bianchi, cioè che la gente ci poteva scrivere le cose sopra. Però molti gente mi stanno massacrando di questa foto di Barbie con scritto Nino Sarratore è un me merda. Cioè, che per carità mi fa ridere, ma mi offende anche. piazzare nel video, voglio vedere come. Da Lambertina. Nino Sarratore è un me merda. Nino Sarratore a me mi piace, Io mi bellissimo. devo fare la stessa foto scritto Barbie. No, vabbè, Non si può dire. Non si può vedi? dire. No. Vedi, non si può dire, No, non la ci puoi censura dire. dell'internet è una cosa che mi va Tocchiamo molto questi stretta. argomenti. No, però vabbè, quindi a 360 gradi sta una bella cosa. Cioè Sì, tu hai passato sì. 5 anni facendo una bella cosa, divertendoti e godendoti questo momento. Sì, però sfatiamo il mito delle cose che sono solo belle. Cioè, è chiaro che le cose Ecco. sono importanti, ti aprono un sacco di possibilità e quindi sono belle perché magari ti liberano varie strade che tu non credevi neanche che esistessero. Però ci stanno le parti in cui ti rompi i coglioni in una maniera allucinante, le parti in cui ti diverti tantissimo, le parti che sono inutili, tipo quel giorno che sono andato sul set e non si Così? niente, Vabbè. sbagliato. Fa parte del Le parti mestiere. che sono cioè, in generale, capito? Questa alla fine è stata sicuramente un'esperienza enorme, è come per me, per la mia vita, e quindi come tutte le esperienze enormi sono anche dei fardelli. Però spero di accollarmene qualcun altro. Dai, ci sta. Capito? Quindi sì, alla fine è stato bellissimo a 360 gradi, scusa. No, però io mi ricordo quando mi chiamasti che questa cosa ancora non era andata in porto e mi dicesti che ne pensi, una cosa del genere. Ci vedemmo a casa tua, parlavamo di Solata la Mega Geniale, e io di corsa ti dissi no, lo devi fare perché lo devi fare. Però e vedrai che ti diverti, anche perché quello era proprio per me stato l'inizio. Lì ho iniziato in quel periodo, quando ti chiamarono io iniziai a lavorare sui set a Milano, a stare dietro la camera. Eppure per me lì è stato ti fai un culo così, però poi alla fine ti porti esperienza, ricordi, Chiaro, eccetera, tutto eccetera. bagaglio secondo me. Sì, però cioè ragazzi, alla fine a me il mondo dell'intrattenimento fa impazzire. È bello, anche se tu stavi intraprendendo un altro percorso folle, completamente folle. Cioè? Io non ho mai capito tu come facessi a fare, perché lo hai fatto. Cioè tu per un certo periodo hai fatto quello e quello. E Rullo di tamburi.
Che cosa, ragazzi? Io mi sto facevo immaginando la medicina. peggio. Wow. E andavi bene? Sì, Cioè stai Vabbè, andavi andando, bene. stai andando Mi forte. piaceva. Cacchio. Per uno che fa medicina mi rendo conto che... Cioè io No, ho un beh, sacco più di che amici che altro fanno fare medicina. e fare l'attore No, io penso che sono- sia fare medicina e fare qualunque altra cosa che esatto, è esatto. devastante. Specialmente Io fare poi non me ne l'attore. vogliono gli studenti di medicina, ma anzi io vi stimo e vi invidio alla No, grandissima. però sono sempre stato un outsider da questo punto di vista, nel senso che me ne sono sempre fregato. Ti hai mai questa fregato un roba cazzo, in base? devo fare per forza solo questo, cioè l'ho fatto. Se Sì. uno lo vuole fare, lo fa. Non rimpiangi è un nulla. autolimite che ti metti quando non lo vuoi fare. Anzi, io penso che molti dei ragazzi sono anche portati come tutte le persone, tutti gli esseri umani, per avere anche un hobby, per avere altre passioni, e magari lo sacrificano pur di fare quella cosa. Io nel momento in cui ho capito che non avrei mai sacrificato tutte le altre parti di me, tutti gli altri miei interessi per un'unica cosa nella mia vita, ho diciamo abbandonato l'università. Lecito. Che poi sarebbe stato veramente sacrificio. Cioè nel Che senso, sarebbe o stato quello no, niente. ma poi io non voglio essere una persona assente rispetto alla mia famiglia, già lo sono fin troppo, fino a mo', immaginati facendo pure il medico, cioè se un giorno mai dovessi avere figli, se un giorno mai dovessi avere un gatto, un criceto o una palla da biliardo però a cui voglio bene, voglio che Può senta succedere. la mia Può capitare. Tu hai conosciuto una persona che vero, Può immagino. capitare. Vabbè, sì. Giustamente, cioè nel senso è sacrificato, vuoi stare in famiglia, ti piace la famiglia, quindi di Sì, mi conseguenza. piace vivere le relazioni, non voglio essere una persona che si chiude completamente nel mio lavoro. E invece 20 facendo- years later. Capito quelle cose? Triste, ucciso, rovinato. Mamma mia. Una macchina tipo robo. Quindi ti vedi tra 20 anni a fare L'attore. questo, a fare l'attore. Altre parti. Sì, mi vedo. Vedi, comunque in questo io mondo. spero di vedermi felice e soddisfatto. Cioè, qualsiasi cosa succeda, io secondo te mi aspettavo di abbandonare medicina dopo 4 anni. Ho capito che non lo posso sapere. Per ora inseguo questo. Spero di rimanere sempre libero. Da questo punto di vista, qualsiasi cosa io faccia, spero di sentire la libertà per poterne fare sempre un'altra. Ci sta, Questo wow. è il mio desiderio. Su questo siamo Poi simili. recitare mi piace tantissimo. Creare in generale, grazie. E questo è proprio il like. Tipo così. Recitare mi piace un botto e lavorare con gli attori, lavorare con gli artisti in generale mi esalta, mi mette alla prova. Poi è anche una questione proprio di mettere in gioco il corpo, la voce, è una cosa che mi piace tanto. Sicuramente molto più empatico, se vogliamo, avere a che fare con la gente. Sì, ti arricchisce un sacco da questo punto di vista. Ci Cioè, sta. tu diciamo che è empatico nel momento in cui lo sai fare bene e quindi nel momento in cui hai esperienza. Io sto cercando di andare verso quella direzione di recitazione, cioè una recitazione di ascolto, di sensibilità nei confronti dell'altro, perché poi non è mai da un singolo attore che nasce la storia, ma è sempre da come gli attori si incontrano e mescolano le carte insieme Certo. che si crea quel gioco. È tipo E un vorrei big fare con cui quello. ti piacerebbe collaborare? Daniel Day-Lewis, Come? Cioè, il primo che ti è venuto in mente è Daniel Day-Lewis. E poi subito dopo c'è stato boh. Cioè, No, voglio sapere perché c'hai in mente qualche film. Perché hai detto Daniel No, Day-Lewis? Daniel Day-Lewis è il mio attore preferito in assoluto, Ah, ok, non perché lo sapevo. è l'attore feticcio del mio regista preferito in assoluto, che è Paul Thomas Anderson. Infatti domani è giovedì? Sì, Sì. ti vedi con Anderson. Sì. Domani mi vedo con Paul Thomas Anderson al Modernissimo alle 19 per vedere Licorice Ospitata. Pizza in lingua originale. Ho capito. E non vedo l'ora. No, è americano. Diciamo con gli italiani mi piacerebbe lavorare. Vabbè, perché non mi piacerebbe lavorare con Jim Carrey? Mi piacerebbe lavorare. Porca miseria, Jim Carrey. Non lo so. Mi piacerebbe lavorare, lo sai con chi? Questa è una cosa che ti ho già detto, cioè con qualcuno che ancora non è diventato un attore importante. Ma che già fa l'attore. Che già fa l'attore, ma anche con un regista che ancora non è diventato importante e che poi bello e buono Esplodete Vuoi che insieme. esplodiamo ok, insieme. c'è una crescita insieme. Ma più che esplodere insieme, che creiamo una nuova narrativa cinematografica, capito? Cioè, Wow, voglio due essere epocale, precursori. cazzo. Sì, sì. Voglio fare tipo Tony Servillo e Paolo Sorrentino. Sì. Voglio fare, che ne so, come Chip e Chop, come Ale France, come Ok. Gianni e Pinotto. Ok, la cosa che esplodi con qualcuno ti piace. Sì, capito? Vabbè, Sì. mi fa piacere che vola basso comunque. Dai. Bisogna volare. Com'è? È abbastanza la sticella è bella alta in effetti. Punta alle stelle per finire sulla luna. Dai, Sì. non Lo male, sai? non male, Sì. non male. Ma vabbè, quindi
Sì, vabbè, attore preferito. Guarda, non ne avevo mai parlato del fatto quale fosse. Cioè, mi piace il fatto che sia Daniel Day-Lewis, perché di solito tutti quanti. Brad Pitt, De Niro, DiCaprio. Che per l'amor di Dio cioè, magari, però in insomma. un'intervista una volta, quando me l'hanno chiesto, ho risposto Lino Banfi, ma non perché io non ami Lino Banfi, non credo che sia un artista fenomenale. Però italiano non l'hai ancora detto. Italiano. Perché lui sta guardando in questo momento e vuole saperlo se. Allora, l'attore sta guardando e quindi vuole allora, sapere. Picchio Favino. Io sì, parlo con te. Lui. Io chiaramente vorrei lavorare con te, vorrei che mi insegnassi. Lanciamo un appello a Favino. Insomma, no, ma più che altro io tante di queste persone veramente le vorrei prima di tutto conoscere. Poi lavorare, mi piace molto di più lavorare con persone emergenti, perché mi sento magari meno in ansia e più in ricerca collettiva. Magari quando ti trovi davanti a questo attore stai così tipo, beh, chiaro. come quando ho conosciuto Luca Marinelli, che forte. sì, è venuto bene sul set, e io gli andai vicino tipo con la sigaretta in mano. Ciao Luca. Forse lo sai già, però vabbè, lo sai già, però sei bravissimo. E lo guardavo, tipo sembrava una fangirl eroinoma, una roba del genere. Certo. E lui ci tutto guardato, poi lui quello è gigantesco, ha fatto dai, due pizze sulla cosa. Quindi capito, è difficile. Tutte queste bello se gli andavi vicino e facevi sono il Rosaratore, non so se hai visto, guarda la parte che ho fatto. Forse vi ricorderete di me per l'Amica Geniale 1 oppure l'Amica Geniale 2. Oppure forse non vi ricorderete di me per un cazzo di niente. Anche questo sì. E quindi diciamo preferirei lavorare con giovani, con anche insomma anziani però non ancora emersi, e poi conoscere questo tipo di personalità proprio per conoscerne la vita, non lo so, proprio vorrei uno scambio più umano da queste persone che professionale in anche senso a proposito stretto. di persone, cioè incontri particolari eccetera. Tu hai detto che sei stato al Festival di Venezia. Sì. Esperienza surreale, Sì. immagino. Sì, allora diciamo che a me non piacciono queste cose, cioè più che altro mi mettono molta ansia questa roba chiaramente super, troppo istituzionale. Esatto, troppo. super pop, super, cioè poche pop, super, come posso dire, super importante, Troppo queste cose pettinata, troppo inflazionate eccetera. Bravo, era la parola che Super cercavo. formale. Era la parola che cercavo. Tant'è che sono andato tipo con le scarpe da ginnastica sul red carpet, non volendolo assolutamente, vergognandomi, però alla fine Vabbè, ti è toccato, così. certo. Ma a proposito, ti vestono quando vai? Penso lui Sì. sì. Ti danno un vestito, a quanto pare non ti danno la cintura, né le scarpe, né la camicia. Quindi sono andato con una maglietta, la cintura non c'entrava niente, e le mie scarpe da ginnastica caro da 60 euro. No, però dico, quella dimensione paradossalmente, cioè poi l'ho vissuta bene nel momento in cui mi sono staccato dal lato riflettori, cose, anche perché semplicemente per questo, cioè io in quel momento non stavo portando nessun progetto lì a Venezia. Okay. Era una cosa legata alla mia agenzia che ci ha dato e a Campari, che ci ha dato l'opportunità di vivere per quei giorni insieme a loro l'esperienza del set. È stato alla fine fighissimo, è stata un'emozione enorme, perché comunque c'avevo tipo a un metro da me la moglie di Vincent Cassel, che ci siamo anche guardati, secondo me per un attimo c'è stato qualcosa. No, allora io penso sì. Non lo diciamo, ma è scoppiata, se mi stai ascoltando, sappi che non ti ha dimenticato. Per niente proprio. Per niente proprio. Vabbè, perché vuoi dire che col tuo mestiere non si No, non ho detto questo. Vedi. Però sicuramente non la moglie di Vincent Cassel, con la moglie di Vincent Cassel per ora chiaro. almeno. No, ma poi cioè dai, insomma, io sono un timido. Quindi l'incontro del terzo tipo chi è stato? La moglie di Vincent Cassel. La moglie di Vincent Cassel è stata assurda, anche me la sono trovata, mi sono girato e c'era questa divinità africana, perché Ma lei cammina da 10 cm da terra? Sì, no, è gigantesca. Okay. È gigantesca. No, proprio levita. Lei levita. Sì. Non cammina, levita. No, sì, lei in quanto semidivinità, ho capito. Ci sta. C'ha un'aura particolare attorno, tu la vedi ma non tipo puoi Goku, toccarla tanto. realmente. La mano passa attraverso, ho capito. È una proiezione sua. Sì, è la proiezione della bellezza in assoluto. Ho Che capito. No, vabbè, comunque non esageriamo, era una bella ragazza, però sciolto, cioè può essere pure le davo il Quindi non ti palo. sbattere, cioè fondamentalmente bella, però non ti ha dimenticato, ma non è che ci pensa Può poi essere così pure ti davo tanto. il palo, quindi stai calma. No, non credo. Comunque, però dicevo, la parte più divertente poi è stata in realtà quando mi sono staccato da questa roba,
perché i due proprietari di Campari, cioè i proprietari, diciamo sì, penso fossero i CEO di Campari o comunque i signor Campari. il signor Campari di quel momento, I signori esatto, imparato a Campari. Sono venuti da me, insomma, mi hanno chiesto come stesse andando questa esperienza. Io li ho ringraziati, ho detto bellissimo, ho detto l'unica Però cosa con le scarpe da 60 euro di ragazzi, porca miseria. non si sono neanche accorti, perciò sono stati dolcissimi. E gli ho detto l'unica cosa che mi dispiace è che non sono riuscito ad andare a vedere un film, cioè io sto a Venezia e voglio vedere un film Chiaro. così, e loro mi hanno regalato un biglietto per quella sera, e questo è stato il mio biglietto per la libertà, perché chiaramente ho lottato da un'intervista all'altra, una cosa all'altra, e non ti godevi neanche la città. Io che adoro poi viaggiare da solo, eccetera eccetera, ho avuto questa opportunità. Appena ho avuto questo biglietto me ne sono corso sulla spiaggia, sono andato a fare una telefonata a una mia amica, i miei colleghi se ne sono andati, e a un certo punto ho detto ma che faccio? Sono andato nell'ultimo, diciamo, tabacchi che era rimasto aperto, mi sono comprato un costume da donna perché era l'unico che era rimasto, quelli a pantaloncino, non quelli a mutandina. Vabbè, ci piace pensare che sia davvero così. Ci piace pensare che siano quelli a mutandina. Sì. E io sono abbastanza convinto che siano quelli a mutandina, però mi piace che Ok, credi. ok. No, erano quelli a pantaloncino, però credimi non lasciavano proprio niente all'immaginazione, e mi sono fiondato a mare ed è stato uno dei bagni più belli forse degli ultimi Liberatori. anni. Sì, perché tutto grazie a quel costume. ero libero ed ero al Festival di Venezia, avevo appena fatto i red carpet e sarei andato a vedere un film, e mi sono andato a fare un bagno ed ero tutto bagnato e mi sono asciugato, perché poi mi sono chiaramente dovuto comprare anche per l'asciugamano, che figuresi mi portavo, sai. E se il costume era da donna, l'asciugamano era rosa come minimo. No, l'asciugamano era blu. Ah, vabbè. Mi Che spiace. poi tu hai parlato di viaggi. Sì. Mhm. Vabbè, sicuramente tu avrai visto praticamente tutta l'Italia. Sì, no, io ho visto tutto il mondo in realtà. Ah, wow, top. Sì, io sono onnipresente. No, però qualcosa di figo che hai fatto, me l'hai raccontata, No, hai diciamo, fatto alcune follie. L'Italia, no, ne conosco, la conosco poco, però da un po' di anni ho imparato a capire che voglio girarmela tutta. È Che bella. prima c'avevo questa cosa, no, devo andare all'estero, invece sono stato in Puglia, sono stato in Calabria, in Sicilia, la parte meridionale l'ho girata molto, la parte settentrionale un po' di meno, però sì, insomma l'ho girata. E quest'estate invece sono stato in Francia e in Spagna, e da solo in macchina con una piantina di peperoncino. In che senso? Cioè, letteralmente? Sì, Ottimo. sì, la mia amica, la mia compagna di viaggio, perché stavo a Pisa con delle mie amiche, e a un certo punto sapevo che sarei partito un paio di giorni dopo, e ho visto questo signore che vendeva al mercato queste piante di peperoncino di un rosso che non avevo mai visto in vita mia, così acceso. E qui hai detto, tu sei mia. Tu sei Melissa. Sembra un e mi episodio dei accompagnerai. Simpson. Tu vieni a casa Tu con e la me. piantina di peperoncino, Sì, e avete perché- vissuto questa esperienza folle. Il pomacco, Perché io ti vivo ricordi dei il cartoni pomacco? animati un pochino, quindi Ci capito, sta. c'ho in questi momenti di lucidità che non sono quelli di completo nichilismo in cui non mi vorrei alzare neanche dal letto e al massimo ci sono, strapparmi ci la sono. faccia e smettere di esistere. Negli altri momenti che non sono questi, vivo in un cartone animato e quindi vedo la piantina e dico va bene, sarei la mia Cresci compagna. insieme Me la a lui. porto, così, Dai, guarda. Perché tu sei proprio il tipo da zaino in spalla e vai. A volte. Quest'estate lo sono stato, l'ho desiderato per tantissimo tempo, e quest'estate l'ho fatto ed è stato tremendo e bellissimo, perché chiaramente la solitudine a volte è pesante, però devo dire la verità non l'ho accusata particolarmente, perché diciamo mi era capitato un periodo in cui ero particolarmente socievole e quindi ho incontrato Dai, gente, bello. è stato divertente, sì. Vabbè, quelle sono le cose più belle. Vai a quello che capita, a chi incontri. Cioè, succedono follie, Ci sta. perciò poi te lo ricordi, è bello. Comunque sto vedendo questa immagine che vi giuro che è bellissima, perché ogni volta che guardo te c'è uno stacco e c'è Mario in una posizione diversa del microfono, tra poco lo trovo così, tipo. Sì. Sì, no, È mi bellissimo, piace. Fra un po' Mario sparisce e resta solo il No, microfono. ragazzi, è come se fossi tu con la tua piantina di peperoncino, Ok. io con il mio microfono. Francesco, ti giuro che ha un feticcio per quel microfono. Cioè, sono Ma settimane ci che sta, lui ogni volta lo bellissimo. vede e fa Bello, così. ragazzi, mi piace. Oh, hai ragione. Fermi così. Che cacchio. Ecco qua. Mario composto, per favore. Composto. E poi sei stato a New York. Sì, ho fatto un mese a New York quando avevo 17 anni e spero vivamente di tornarci, quindi lanciamo un altro appello. New York, se mi senti. No, scherzate. Al sindaco. Vorrei tornarci un sacco. Quello è italiano, di Cuomo. Blasio. Cuomo si Ah chiama. no, forse non c'è più Cuomo, c'è. Non sono aggiornato, Manco ragazzi, sulla io sono politica estera. aggiornato. Mi sono perso dopo Vabbè, però Cuomo. il sindaco di New York, Sì, cioè, sai, non è ragazzi, così. No, il ignorante, cioè, che Ah, ne chi sai, cazzo cioè. ne sa? Boh. E
E quello che c'è, il tatuaggio che c'hai è di New York. E questo tatuaggio... No, È quello lì, è quello lì. Questo qui. Cos'è? Seldom è un murales che c'era, che vedevo al cambio della metropolitana quando andavo a lavorare a Chelsea, Wow. che lavoravo in un piccolo mini market di roba italiana con dei miei familiari, cioè che di alcuni miei familiari, e c'era questo murales rosso enorme di quelli là che si fanno, capito, con la pompa. Sì, wow. Così, Bello. fighissimi, tutti squagliati così. Bello. E lo vidi e decisi di tatuarmelo e fu insomma il mio primo e ultimo tatuaggio fino a mo'. Emblematico. Sì, emblematico. Vabbè, mi sono fatto quando l'ho fatto non ho voluto sapere che volesse dire. Quello è un avverbio, cioè ha un significato ben preciso che vi sveleremo tra poco. Anche perché io non ne ho La la cosa pallida idea. importante è il significato che ha per te. No, sì, più che altro mi sono fatto dire non fosse niente di fascista, nazista Vabbè, certo, o certo, razzista. certo. E in realtà vuol dire raramente. Wow. Sì, fighissimo. Secondo me è Cacchio. fighissimo. Cioè mi sento proprio. Sì, no, vuol dire raramente. Wow, allora sei una persona rara. No. Ora la butto così, al primo episodio proprio lo inauguriamo così. Lo sai, siamo tutti e tre tatuati. Oh, no. Giovanni ce n'è uno piccolo. Io dico a tutti che non ho tatuaggi. Invece È no. una piccola bugia. Dico piccola perché io ho un piccolissimo tatuaggino, anche quello emblematico. Cioè, non lo possiamo far vedere. O almeno, no, non lo possiamo non far lo vedere. possiamo ancora far vedere, non per ora, per ora no. Ho una chiappa tatuata. Ok, bello. E tatuata da lui, cioè c'è È scritto la mia proprio, M. c'è scritto proprio M Te lo di Mario. giuro, te lo sulla giuro, mia non lo chiappa. sapevo questo Come hai fatto. fatto? Non lo sapevo. Lui c'ha la mia M tatuata sul Allora, culo. quando tu hai un migliore amico, credo che un regalo di compleanno non è qualcosa di materiale, deve essere qualcosa che... Resta in eterno. Ma sì, capito, Lui rimane 3 anni fa immutato. volle farmi un regalo di compleanno. Mi disse voglio regalarti qualcosa. non Basta, so però cosa. non un oggetto, anche perché poi hai tutto, lavori, che ti regalo? Io capito? dissi Ti piace- facciamoci un tatuaggio. Dissi facciamo un tatuaggio. E dissi io ero inflessibile, dissi no, tatuaggi no. Perché io poi il lavoro d'ufficio così cosa non esiste, anche perché poi io sono uno molto non incoerente, cambio idea, poi se non mi piace più. L'unico modo in cui lo faccio è se ci tatuiamo tutti e due una chiappa. Lui però chiaramente non è un uomo di parola e quindi si è tatuato sul Sì, no, braccio. io sono un... Lui c'ha la mia G scritta proprio esclusivamente da me. Ma tu come l'hai faccio? Cioè, vi siete comprati il. No, No, siamo allora è andati da un successo tutto tatuatore. all'improvviso, tutta una mattina ragionavo questa cosa in 5 minuti, misi una storia su Instagram, ragazzi, tatuatore libero, tra 10 minuti veniamo a farci un tatuaggio. Mi contatto uno, Stile. vai, ci siamo. E andiamo. Andiamo. Sì, Così. perché quindi c'ho la sua sulla M. chiappa? Perché non te lo sei fatto? Sulla chiappa. Mi voglio tatuare sul braccio sinistro. Questa è la scusa E basta. pubblica. Questa è la scusa pubblica. In realtà è che lui pensa sempre: ma come? Poi sul culo? In Poi c'è il realtà culo. la vera storia è che Mario è nato senza una chiappa. Senza... Senza una chiappa. Per cui ne ha una sola buona e non se la vuole tatuare. solo un Ci sta. gluteo. No, è brutto perché sono tutte un pezzo, capito? E quindi quello me lo voglio tenere E limpido. quindi sì, io ho la sua M sul culo. E anche Ma questa quanto è andata, ce la siamo così? aggiunti. Sì, è grande così. No, ma sì. Sì. E poi questo è tutto è brutto, è tutto storto. Io ho detto proprio disegnamelo tu. Devi farmelo tu e questo me l'ha disegnato tale quale. Quindi per gli amici di YouTube stasera oltre alle foto di Nosaratorio ci sarà in grandissimo onore e segreto la foto della chiappa. Sì, quella ce l'abbiamo, quella Ce l'abbiamo. Sì, però ce l'abbiamo censurata, cioè ce l'abbiamo che non Cerchiamo che di potrebbe essere un censurare. braccio, potrebbe essere un braccio. Esatto. Che non Ok. si vede Ci sta. il buco del... E tipo tu con il tuo migliore amico non c'hai follie del genere. No, però in realtà questo tatuaggio mi lega in parte anche a lui perché Anche lui è raramente. qualche mese prima, anche lui è raramente, chiaramente. Però Ferdi, tieniti pronto perché comunque abbiamo dato un'idea, abbiamo Perché mo te buttato, vengo a gettato tatuare l'amo. il culo. Scegli la chiappa. No, perché in realtà quando io feci questo tatuaggio Ferdi si era fatto il primo tatuaggio da 6 mesi tipo, da un bel po', e se l'era fatto in viaggio a Berlino, e quindi quando vidi quella cosa pensai al fatto che lui si era fatto il tatuaggio, dissi ma me lo faccio pure io, quindi in qualche modo mi lega Ci comunque sta. a lui in qualche modo, sì. Sì. Poi lui fa tatuaggi in realtà. Ah, wow. Ah, ok. E mi ha sempre in realtà tatuato tutti i nostri amici tranne me. Perché io forse non credo che voglio farmi altri Bello, sembra tatuaggi. stia realizzando adesso tutto. Lo stronzo. Sembra che perché sei partito dal tatuaggi, poi no, lui però li fa i tatuaggi. E ha tatuato tutti quanti tranne me. Quindi adesso che lo stai realizzando, a che cosa vogliamo arrivare Quelle stasera? scene, capito, iconiche, che uno prende la giacca, comincia a correre Bellissimo. e si va a fare un pezzo sul culo. Mo ti devi far fare un pezzo da lui.
Sì, ma in realtà a me piace il fatto che ce ne abbiamo uno solo. E resterà così. Sì, sta sempre un po' nel mio personaggio, sai, un po'... E quello te l'hanno Oddio, dovuto sono coprire solo. sul set. Sì. Ok. Sì, fanno tipo una pennellata di rosso, poi una pennellata di verde, poi una pennellata di rosa carne, poi un'altra pennellata di rosa carne, fino a che... Finché non lo vendono come NFT su, Certo, su sì, Criptomondo. sì, ci sta, Sì. ci sta, wow. Criptomondo. Che poi secondo me non... Cioè, vabbè, no, questa è una cosa non la posso dire. No, Come? perfetto, a posto. No, beh, io non credo che effettivamente No, non la posso dire. No, vabbè, basta. Evitiamo, è live senza taglio, evitiamo. E... Poi secondo me la parte più rompipalle è proprio il trucco e parrucco, no? Prima di girare. Sì, diciamo dipende anche Stai là, molto da fermo. cosa devi fare. Io per fortuna c'avevo il tatuaggio, coprire il buco dell'orecchino, la barba tutti i giorni, quasi sempre, a volte il scurire se mi dovevo essere abbronzato e praticamente basta, quindi è una Però rottura comunque di c'hai scatole un'ora e perché- mezza, 2 di preparazione. No, di meno, Ah, di vabbè, meno. dai. 40 minuti al massimo alla peggio. Però per queste cose c'è gente che sta piena di tatuaggi, ci mette un sacco di tempo, c'è gente che deve fare cose tipo protesi, sta un sacco di tempo. La rottura di scatole è che tu la mattina ti svegli e la prima cosa che ti succede è che 10 persone ti vengono a mettere le mani in faccia addosso. E questo è il motivo. E tu sei lì che fai... E tu come persona caffè. No, io sono la mattina, odio qualsiasi cosa si Forma muova. vivenza. Ok, Sì, forma vivenza, ok. però per fortuna questo credo che si faccia parte del mestiere di truccatori e parruccatori. La E di discrezione. solito sono le persone più gentili e dolci sulla faccia della terra, quindi È diventano vero. delle seconde madri. Samantha, Esme, Gabriella, che sono insomma varie persone che ho incontrato che rivestivano questi ruoli. Le voglio loro bene, veramente si crea un rapporto viscerale come forse con famiglia. nessun'altra persona sul set, perché Specialmente quando tu stai per condividi settimane, la giorni. parte più intima di te, cioè quando ti sei svegliato magari da 10 minuti, e che poi ci sono quelle volte in cui magari ti trucchi stesso nell'albergo, quindi letteralmente scendi, ti bevi un caffè e ti siedi e comincia a succedere questa roba qui, e quindi ci leghi tanti. Io veramente voglio un sacco di bene a queste persone. Chiaro. Ed è bello quando stai sul set da tanto tempo che entri talmente tanto in confidenza con quelle persone che veramente sembra di stare in famiglia. E Assolutamente. magari te ne rendi conto anche nella quotidianità, nel senso ti rispondono come una persona che magari conosci da anni, mentre invece la conosci da 2 settimane. Assolutamente, ma no, chiaramente è un rapporto che comunque si costruisce nel tempo, però è catalizzato dal fatto che tu condividi quella roba e che loro sanno che tu ti stai mostrando in una enorme intimità la mattina, e quindi poi chiaramente magari è stata anche una cosa che ci siamo trovati noi ad avere un rapporto, un legame particolare, e quindi magari con altri infatti a volte non è successo, però in generale tendo insomma a trovare sempre un bel rapporto con loro, e per esempio Esme alla fine era il capo trucco sulla prima e sulla seconda stagione e parte della terza. Quando poi se n'è andata la terza stagione mi ha mandato un messaggio, Wow. in realtà mi ha chiamato, mi ha mandato un messaggio e mi ha detto io ti volevo avvertire te, Gaia, Margherita, che io non ci sarò, mi dispiace tantissimo, siete le uniche persone a cui l'ho detto degli attori, perché abbiamo un legame speciale, eccetera eccetera, e io Carina, con wow. la stessa identica autenticità le ho detto: Esme, se tu hai fatto questa cosa vuol dire che hai fatto la cosa giusta per te, io mi fido di te, quindi sono contento e ti mando in bocca al lupo e spero che ci rivediamo presto. E ogni tanto mi manda i consigli cinematografici, perché comunque lavorare sul set sono veterani sono veramente veterani del cinema, anche se uno magari non ci pensa subito perché pensa al DOP, al regista eccetera, ma sono gente che mangia pane e cinema da 40 anni e quindi ne sanno proprio come se fosse la Bibbia, e quindi ogni tanto mi manda questi film particolarissimi, me li vedo e me li godo sempre la Ci ringrazio, dico è bellissimo, non l'avrei mai visto altrimenti. Cugi, sono contento che abbiamo fatto questa cosa e non abbiamo per niente parlato dell'amica geniale. Sono contento che abbiamo parlato soltanto Vero, di vero, tutt'altro. di vita vissuta. Però, ragazzi, Ci siamo. Mi sono rotto il Sì. cazzo, No. ragazzi, basta pure. No, vabbè, perché comunque stiamo andando avanti ad Se no oltranza. fra un po' deve scattare il secondo caffè e dire a quest'ora esatto, della sera poi poi ci non si schiattiamo dorme la più. testa. No, ma non è tanto questo, è che io non ho le sigarette, quindi il secondo caffè senza quindi sigaretta non lo reggo. vedi. Ce la andiamo a prendere in privato. Va bene. Vai. Grazie a te. Oh, grande, Cugi. Comunque, a me